Una più intensa collaborazione tra la Regione e le università siciliane per la programmazione sanitaria attraverso un'efficace integrazione delle attività assistenziali con quella di didattica, formazione e ricerca, ma anche nuovi assetti organizzativi e modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere universitarie sul fronte delle attività assistenziali. Sono alcune delle novità introdotte con la firma del nuovo protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e gli Atenei di Catania, Messina e Palermo per l'attività assistenziale e quella formativa, firmato a Palazzo d'Orleans dal governatore Renato Schifani e dai rettori Francesco Priolo, Università di Catania, Giovanna Spatari, Università di Messina e Massimo Midiri per quella di Palermo. L'intesa avrà una durata triennale a partire dal 2025, prorogabili per altri 3 anni, impegna tutte le parti a collaborare per proseguire obiettivi di efficacia, efficienza e competitività del servizio sanitario regionale, ma anche di qualità del sistema formativo del personale medico e sanitario. Tra gli aspetti innovativi, l'accordo individua le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditati nelle quali svolgere le attività cliniche e didattiche necessarie a garantire le funzioni delle aziende ospedaliere universitarie come sede di corsi di laurea e specializzazione. Oggi il governo regionale ha firmato con i 3 rettori delle università pubbliche siciliane, Palermo, Catania e Messina, un importante protocollo che consoliderà sempre di più un rapporto istituzionale proficuo e di grande collaborazione tra l'istituzione regionale e il mondo didattico e scientifico.